Va ora in onda la rassegna stampa. E cosa sono tutti questi miagolì mattutini, Ma quanti miau miau miau, eccoli qua i nostri ascoltatori che fanno miau per darci il buongiorno. Salve, buon mattino. Sono le 7:31, buongiorno Simone, eccolo lì più sveglio che mai. Quante dai, confessati, quante ieri sera? Voi direte 5? 5, che uno dice se ne è fatte 5, ma non di donne, no, lui va a birre, ragazzi, sì, ormai si passa di qualità, ma di questi tempi poi bisogna fare attenzione anche con chi vai, un tempo c'era la possibilità di trovare la sorpresa, adesso invece c'è peggio, ne parleremo questa mattina alle 11 con Simonetta Matone della Lega, e stiamo scherzando naturalmente, ma c'è una bella legge che è stata rivoluzionata ulteriormente contro le violenze sessuali sulle donne. Il consenso, ci vuole consenso, in qualunque momento ci vuole consenso, e non sarà così facile, secondo me. Sapete, sono anche qua per sdrammatizzare i drammi che purtroppo avvengono tutti i giorni, ma non sarà neanche più facile tanto uscire con la ragazza e avere un rapporto sessuale, cioè ogni 5 minuti gli devi chiedere: ma sei d'accordo? Lo stiamo facendo bene, sono bravo, vado bene, no? Se ci fosse qualche problema dillo, ti prego. Scherziamo e siamo ben contenti che ci siano buoni aggiornamenti su questo fronte. Buon mattino da Sammy Varino, stiamo inquadrando, mamma mia, Ruffini, fa paura sto signore qua, consigliere di Mattarella, e non si dimette, non se ne va, però questa è la prima pagina del sito di Radio Libertà, radiolibertà.net, il nostro sito di controinformazione con tante notizie che gli altri non danno, ma soprattutto noi diciamo la nostra, voi dite la vostra, tanti amici ma anche a volte nemici di Radio Libertà scrivono il loro parere su questo sito, e le argomentazioni sono varie e variegate, tanto che viene sbirciato da molti colleghi anche della carta stampata e di altre radio, e a noi fa piacere dare spazio a tanti pensieri fuori dal pensiero unico. Chiaro che c'è il tastino da schiacciare, guarda qua. Puoi scegliere tra ascolta, il palinsesto della radio, il podcast dove trovare tutte le nostre trasmissioni, le notizie, ma c'è anche la possibilità di abbonarsi, di donare qualcosa. Dona ora, ho schiacciato e voilà. Puoi scegliere di donare un panettone al pistacchio a Simone, oppure semplicemente 5 euro alla redazione di Radio Libertà, che comprerà quei mini panettoni, quelli che si vedono proprio con la lente di ingrandimento, e ci metteremo sopra un po' di pistacchio, perché sto regista Simone vuole il panettone al pistacchio. Comprategli un panettone a voi. O voi siete a casa, sentite la mia voce, io sono qua tutto il giorno, tutta la mattina, ogni volta che dico qualcosa dice però il panettone al pistacchio. Santa polenta con pistacchio. Sostienici con una donazione, signori, attraverso internet con una carta di credito dal sito radiolibertà.net, ma anche andando in posta questa mattina attraverso il conto corrente postale 3767 1294. Grazie a chi dà una mano a Radio Libertà, la radio più rivoluzionaria dell'etere, ma soprattutto la radio che vi dice cose che gli altri non dicono. E anche voi le potete dire queste cose. Sì, bada ben, già da questo momento potete inviare il vostro WhatsApp al 340 6709 659. Scusate, c'ho la famiglia che mi scrive: ma allora lo comprate sto asciugacapelli o no? Ma porco cane, oggi inizia, sai che inizia a fare tutti il Black Friday, quelle cose lì, no? Friday, quella roba lì, e c'è lo sconto su Amazon, e poi non comprare niente e devono comprare l'asciugacapelli, quello fotonico. Ma porco d'un cane, costa un fracco di soldi. Ecco, donate anche per acquistare un asciugacapelli a Sammy Varin, che chiaramente ne ha bisogno. Io sono l'unico della famiglia che non me ne frega niente, non ho nulla sulla testa da asciugare.
Salve, dicevamo, ah sì, dobbiamo fare una rassegna stampa e attraverso il numero 340-6709-659 potete dirmi la vostra su qualunque argomento. Vi dico che oggi si parla praticamente soltanto dell'incontro di Meloni con Mattarella. È disgelo, scrive il sito elettronico del Corriere, l'incontro al Colle, l'irritazione del Quirinale per la nota della Premier, poi le tensioni rientrano, insomma, è finito come al solito a tarallucci e vino? Non lo so, perché qualche dubbio secondo me ci è rimasto. Vi è rimasto? Punto di domanda. Vediamo come apre Repubblica, fa vedere chi. 20 minuti per chiarirsi è quel comunicato che irrita il Quirinale, ok? Eccola là, è la cena a Piazza Navona, le frasi inviate ai giornali della destra, perché adesso salta fuori che queste frasettine che sarebbero state pronunciate, sono state pronunciate da questo tizio con l'aria, mamma mia ragazzi, ma fa veramente paura questo qua, praticamente sarebbero arrivate queste frasettine a tanti quotidiani di destra, e di sinistra no, solo a quelli di destra, ma sarebbero state cestinate, capito? E quindi la verità si straccia un po' le vesti, perché praticamente adesso ci arriviamo, dice, questi adesso dicono di aver ricevuto anche loro queste frasi, e invece no, è un esclusivo dal quotidiano La Verità. Diciamo che La Verità è stata l'unica che ha avuto coraggio e le ha pubblicate. Lo diciamo così? Si può? Bene, allora io parto subito col quotidiano La Verità, perché è da un po' di giorni, signori, non leggo, e sono preoccupato, non leggo l'Unità e neanche il Manifesto come quotidiano di riferimento, leggo il quotidiano La Verità. Cosa mi sta succedendo, Sammy Varin? Il comunista che c'è in te, che fine fa? Allora sai che faccio? Vado sul Manifesto. Oggi lo facciamo strano, oggi lo facciamo strano, no, perché mi hai messo curiosità, Sammy Varine. Adesso sono curioso di sapere come apre il Manifesto in una giornata come questa, dove insomma c'è stato questo, chiamalo scandalo, ma non lo so, ognuno lo può chiamare come vuole. Vediamo. Eccolo qua. La scalata. Eccolo qua, il titolo criptico del quotidiano comunista Il Manifesto. Dopo l'attacco di Fratelli d'Italia, Meloni sale al Quirinale, la scalata, per un colloquio con Mattarella, ma al termine rilancia le accuse contro il consigliere Garofani. Il caso non è chiuso per volontà della Premier, che vuole tenere sotto pressione il Colle in attesa di poterlo conquistare. La Meloni che conquista il Colle, devo dire, ci piace, la amiamo. Chiaro che la domanda che faccio a voi, cari ascoltatori delle 7.38, Cicapeo, sveglia, giù dalle brande, ma c'è da fidarsi? C'è da fidarsi adesso? Chiaramente Mattarella è uomo fidato, tutto oggi gliene fanno di complimenti, una profusione, un cocktail di complimenti da tutte le parti, ma se ha dei consiglieri del genere, che dicono chiacchiere da bar, che poi non era un bar, anche era un bel ristorante, che dicono in una tavolata che insomma sì, bisognerebbe dare uno scossone a questo governo, sì, perché sennò non cade più, e qui e là. Uno che dice una roba del genere, che è il consigliere di Matta, ma c'è da fidarsi di questa gente? E tu dici, ognuno si tiene i consiglieri che vuole, non ho capito. Ha detto una cazzata. Sì, ma uno che fa il consigliere, ma è normale che si alzi al tavolo e cominci a fare sto comizietto dicendo adesso dobbiamo trovare la soluzione per buttare giù sto governo, roba del genere. Ma c'è da fidarsi di questa gente? E in effetti, a parte il Manifesto, appunto, che dedica la prima pagina alla scalata che vuole fare la Meloni, ma anche su Ilva è col piano spegnere tutto. E non è una buona notizia, ma d'altronde non sappiamo più che cosa fare con questa Ilva. Sindacati in sciopero, a Genova occupato l'impianto di Cornigliano, Taranto si immobilita oggi, e prevedo fuochi e fiamme purtroppo, perché sono migliaia coloro che lavorano in questo campo. Ritorniamo
sul quotidiano La Verità, perché appunto qualche dubbiettino lo vorrei anche sentire da parte vostra, amici, anche voi che magari non scrivete mai in radio perché non avete tempo, voglia, e questo è quello che comanda davvero, il Presidente della Repubblica. C'è da fidarsi? Lo so, facendo così molti miei ascoltatori si scandalizzeranno, spegneranno e gireranno su Radio Popolare. Fate bene, perché il Sammy Varin, ve l'ho detto, è un po' diversa la nostra rassegna, è un formato che nessuno vuole fare perché ha paura di fare una roba del genere. Dare la parola a voi ascoltatori, che in questo momento potete scrivermi il vostro pensiero al 340 67 09 659. Ma siamo matti, ma io vi leggo i giornali e voi state zitti, ragazzi miei. E invece Sammy Varin vi fa parlare anche dopo le 9. Apriremo le linee oggi, ragazzi, devo andare col pepe in culo, però ieri c'è stato Morelli, ad esempio, e lo sai, dalle 9 alle 9 e mezza il senatore Morelli, un pezzo grosso della Lega, del governo, e sono rimasto indietrissimo e non ho letto, ad esempio, il Corriere, che c'era una bellissima intervista a Enrico Ruggeri che diceva che la Mannoia gli ha fatto cambiare una frase della sua canzone. Tra poco ci arrivo. Ti giuro, stanotte non ci ho dormito, mi è girato le palle, ho detto non gli ho letto il Corriere, l'intervista a Ruggeri era bellissima. Vabbè, per dirvi che a volte non vi do spazio, non perché non sono cattivo, sì che sono cattivo, non vi do spazio perché devo fare una rassegna stampa che duri 7 giorni, capito? La Verità, basta, partiamo. La Verità, il nostro scoop sulle sparate di Garofani. Chiaramente La Verità, 1,50 € oggi li dovete spendere, barboni. L'uomo di Mattarella conferma tutto, però non vuole mollare la poltrona, ok? Il Quirinale aveva definito ridicola la rivelazione sul piano anti-Meloni del dirigente. Peccato che egli stesso abbia confessato che era vera, sminuendo solo chiacchiere tra amici. Sì, amici che lo hanno registrato e lo hanno inviato ai giornali. Lui è libero di tifare chi vuole, ma non a fianco del Presidente della Repubblica. E, ribadisco e discoriba, un Presidente della Repubblica che ha dei consiglieri del genere, io non so se è il caso di fidarsi. Guarda che queste sono frasi pesanti. È chiaro che siamo qua a scherzarci, a riderci, però a volte ti viene il dubbiettino. Se avete dubbi, posso prima di tutto consigliarvi un buon psicologo che il PD ve lo paga tranquillamente, ma poi chiamatemi più tardi o inviatemi un WhatsApp anche vocale in questo momento al 340 67 09 659. Il Premier va da Re Sergio. Senti come l'apostrofa il quotidiano La Verità, praticamente è Sammy Varin oggi, il quotidiano La Verità, scrive quello che io penso. Il Premier va da Re Sergio e ribadisce sintonia, ma quelle parole sono state inopportune. Questa cosa la dice la Meloni, chiaramente, non la dice Re Sergio. Non solo il superconsigliere, ecco nomi e incarichi nella squadra progressista del capo dello Stato. Allora, che a nessuno venga in mente che Mattarella sia di sinistra, assolutamente prendo le distanze da chiunque voglia dire una roba del genere. Non cominciate a scrivermi guarda che la Lega l'ha votato, perché non c'era un cazzo di nessun altro da votare. Eravamo ancora qua a decidere il Presidente della Repubblica, capito? Io spero veramente a Giorgetti, quando avrai finito con questa manovra, dai la tua possibilità di essere candidato a Presidente della Repubblica. Dai, facciamoglielo fare a Giorgetti, dai, che piace, parla poco, rende molto. È un Mattarella in versione non tanto sinistrorsa, eh? È una cazzata, ok, è una cazzata. Va bene. La Giornata, sono sempre sulla Verità. L'ex Dem fa il piantino al Corriere. Sono amareggiato, ha detto sempre lui, naturalmente, l'uomo di Mattarella. Fratelli d'Italia va all'assalto. Adesso qualcuno deve chiedere scusa, E poi il diplomatico al centro del caso fu decisivo nello stop a Starlink. Se non vi funziona internet è colpa sua.
In centro pagina su quotidiano La Verità, che è l'unico giornale che oggi leggerò, non ce ne sono altri qui nel mio computer. PD contro la riforma della giustizia che voleva. In attesa di capire la linea ufficiale, visto che mezzo partito sotto sotto non è contrario al testo di Nordio, ecco cosa diceva il programma elettorale per il 2022. Ci vuole un'alta corte per giudicare le toghe. L'Ilva, l'ex Ilva sequestrata da 6 mesi per un rogo causato da errori umani, nessuna criticità all'altoforno, il riquadro di Giuliano Zulin, ma poi in taglio basso la bacchettona Silvana De Mari dice una cosa che magari molti di voi pensano, è una nota a margine della morte delle due gemelle. Sulle gambe delle Kessler iniziò il degrado in TV. Le gemelle sono state il simbolo della sessualizzazione delle donne, una svolta non di progresso, ma di regresso, ammantata di modernità. Furono un piccolo scandalo e sono morte senza alcun figlio con cui condividere la vita e nessun Dio a cui affidarsi. Insieme, certo, ma nel vuoto più assoluto. Drammaticissima la meditazione della De Mari, forse condivisibile? 340-6709-659, signori. Non lasciatemi solo a morire con Simone che sta lavorando duramente, ragazzi. Sta facendo di quelle che sta scrivendo un libro. Le mie birre. È bellissimo pensare che quando si gratta vuol dire che l'ho fatto ridere. Si gratta e dice è una bella cazzata. Segna giù per il pomeriggio quando sei lì al bar, perché c'hanno un bar dove va dalle 5 alle 7, è sempre lì a questo bar e sono lì, non si possono dire parolacce perché poi ci sente l'uomo vicinissimo al capo dello Stato che conferma le parole sullo scossone, vedi? Ti faccio la rassegna stampa parlando di te, non te ne accorgi. Fiato sul colle, hai mai avuto fiato sul colle? Oh, io e come, ragazzi, io questi capelli mi si spettinano tutti, adesso compriamo Dyson, non c'è problema. Altro che attacco ridicolo, come aveva scritto il Quirinale, Garofani ammette di aver pronunciato in un luogo pubblico il discorso anti-premier e ora prova a farlo passare come chiacchiere tra amici. Signori, sveglia! Le chiacchiere tra amici, se voi foste consigliere del Presidente della Repubblica, le fareste dove? Dove? In un luogo chiuso, appartato, tra amici, che siano amici? Non erano amici, tu dici, e bisogna selezionare. Adesso, secondo me, questo sta a pensare a tutte le facce dei commensali l'altra sera. Dunque c'era questo, quell'altro ha fatto un sorrisetto strano. Che cacchio c'aveva il registratore? Mi sa di sì, però forse non si dovrebbero neanche fare queste chiacchiere, ragazzi. È come il consigliere del Papa, capito? Il nostro presidente è di più di un Papa, direi. È un qualcuno di cui non possiamo fare a meno in qualunque momento. Altro che attacco ridicolo, come aveva scritto il Quirinale. Garofani quindi ammette, articolo di Carlo Tarallo, ricordando che ha scelto il Corriere della Sera per confermare tutto quanto scritto dalla Verità. Francesco Saverio Garofani, ex parlamentare PD, consigliere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, finito nella bufera per alcune considerazioni politiche smaccatamente di parte, tutte in chiave anti-Meloni, pronunciate in un ristorante e riportate dalla Verità. E lo ripeto, questa cosa oggi lo scrive ad esempio il Corriere, è stata inviata a vari giornali che l'hanno cestinata, solo la Verità l'ha pubblicata, ok? Chiaramente la Verità dice questi adesso scrivono che l'avevano ricevuta anche loro, sì, aspetta e spera. Dove sta la Verità? Non lo so, sta qua la Verità, ce l'ho qua la Verità e vado avanti a leggervela, ragazzi, perché si ricorda il suo zampino nel no a Starlink, da responsabile dei temi per la difesa, sempre questo ex parlamentare PD avrebbe avuto un peso determinante nel far sfumare l'accordo tra governo e l'azienda di Elon Musk. Ok? Se giriamo pagina, eccola qua.
giornali e opposizione in coro contro la verità, rea di aver dato una notizia. Sulle prime pagine di ieri teneva banco la tesi della bufala, smentita dall'interessato, e c'è chi come il giornale, comunque il giornale di centrodestra, che si vanta di aver avuto l'informazione e averla cestinata, e oggi sono in vari che scrivono, tra cui il Corriere, appunto, che questa notizia è arrivata un po' a tutti, ma che non l'hanno presa in considerazione. Cosa cambia tra Quirinale e Chigi? Dalla riforma della giustizia alla politica estera sono molti i temi su cui Premier e Capo dello Stato dovranno confrontarsi nei prossimi mesi, malgrado le tensioni. E chiaramente adesso qualunque virgola il Presidente dirà, diremo, ecco, questa l'ha scritta Garofani, l'ha messa Garofani questa virgola. Il Colle è rimasto il feudo della sinistra DC, e sono pure gentili quelli della Verità a scrivere questa cosa, li conviene. Non siamo ancora in Russia dove chiudono i giornali, ma sai com'è, se ci vuole poco, quelli del PD iniziano a rompere le balle e poi iniziano a staccare la corrente. Il cerchio magico di Mattarella, un profondo legame con la corrente progressista della Balena Bianca, tra i consiglieri più fidati Guerrini e Astori, ma anche il magistrato Erbani. Il portavoce, ovviamente, quel grasso che firmava gli editoriali contro Berlusconi. Eccole qua le facce di chi collabora con il Presidente della Repubblica. Se vi interessa, oggi dovete comprare il quotidiano La Verità, signori, perché io non sto a raccontarvi la rava e la fava, io saltello, svolazzo da un giornale all'altro e vi metto sul tavolo quelli che sono i nodi interessanti. Poi dovete alzare voi il culo e acquistare ancora qualcosa di cartaceo. Il centrodestra punta su oro e quote del MES. Sappiate, oggi c'è il vertice di maggioranza per definire gli ultimi ritocchi alla manovra. Borghi, il nostro Claudio Borghi, spinge sulla vendita delle partecipazioni al Fondo Salva Stati e appoggia la proposta di Malan sulle riserve di Banca Italia. Cade l'incremento dell'aliquota sulle cripto. Fatto sta, signori, se siete interessati, oggi anche questo sul quotidiano La Verità. Avete oro? Ecco. Il declino dei costumi in TV ha avuto inizio con le gemelle Kessler. Anche qua, signori, datele della bacchettona, però è interessante il pensiero di Silvana De Mari a pagina 19 della Verità. Invece di cultura e bellezza, la Rai di quegli anni ha promosso spettacoli ammiccanti, mediocrità e modelli ipersessualizzati. Attenzione, è per arrivare a quella di oggi, dove abbiamo visto baci saffici, non è niente, baci tra uomo e donna, tentativi di robe, di atti sessuali schifosissimi nelle trasmissioni più ascoltate tipo Sanremo, cioè roba. Speriamo che questo Sanremo vada meglio, stiamo migliorando. Ruggeri, tutta notte ci ho pensato, ieri era intervistato sul Corriere, io non vi ho letto l'intervista, sono incazzato nero e mi dispiace, però aveva detto una cosa veramente importante che oggi viene ripresa un po' da tutte le parti e avrà una certa eco, perché l'eco è la femmina, ecco. Per l'autore una forzatura woke. Ruggeri in polemica con Fiorella Mannoia, che ha cambiato il testo alla sua canzone. Enrico Ruggeri ha dichiarato di non apprezzare minimamente le modifiche apportate alla canzone Quello che le donne non dicono, splendida, fatte dalla cantante Fiorella Mannoia. Il cantautore sostiene che si tratti solo di forzature woke per adattare un testo del passato a esigenze commerciali odierne, ok? Tutto si gioca su quella cosa delle donne che dicono sempre sì e invece dicono sempre no. Avete capito? No. E va bene, comunque così ugualmente, tanto avrete modo di sentirla certamente su Radio Italia, su Radio, non mi viene, come si chiama? Non mi viene, Radio DJ, non la trasmette la musica di Radio DJ, non la mette. Bene, andiamo avanti, certo, andiamo avanti assolutamente, sono le 7.55, stanno arrivando, sono contento, tante paginate anche da parte vostra che mi date consigli su cosa leggere, ma
cioè adesso già non mi bastano le mie di pagine, mi spedite anche le vostre. Grazie. 34067090659, sono tanti gruppi d'ascolto che sono con Sammy Varina a quest'ora, ci si beve un caffè insieme. Ascoltiamo un po' cosa dicono i giornali. Allora, il Corriere, questa volta lo leggo: Mattarella Meloni è disgelo. Il faccia a faccia dopo le parole di Bignami sul consigliere del Colle, il PD un incontro doveroso, la Premier contro Garofani, poi la nota di Fratelli d'Italia, sintonia, caso chiuso. Quindi Meloni sale al Quirinale e al termine del faccia a faccia 20 minute con Mattarella fa filtrare una posizione che conferma le dichiarazioni dei suoi. Inopportune le parole del consigliere Garofani, ma in serata una nota di Fratelli d'Italia chiude il caso. Naturalmente ci sono poi retroscena, la cena romanista e quella mail che l'ha tradito, scrive Simone Canettieri, è un caso da 2 giorni che produce scintille mai viste, cicapeo in questa legislatura tra i 2 palazzi della politica romana, Chigi e Quirinale, e se l'inizio è degno della grande bellezza, il finale ancora nebuloso somiglia a una spy story, fatta di mail inviate ai giornali, firmate da un misterioso e arci-italiano Mario Rossi, che se fosse stato Simone, mamma mia, iniziavo a farci un pensierino. Metti una cena tra romanisti in terrazza, è uno che ha tradito. In poche parole, questo è andato a cena con vari amici tra virgolette, conoscenti di vari mondi, e qualcuno ha fatto la spia. E a quel punto, te l'ho detto, ogni giornale oggi scrive il suo possibile retroscena, e quindi dove avrebbero potuto nascondere il registratore, barbe finte, cappellini, ma vabbè, d'altronde, ragazzi, bisogna leggere i giornali, ma soprattutto bisogna comprarli, altrimenti chiudono tutti quanti. Siamo in prima pagina sul Corriere, in taglio alto però si parla delle idee per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, esercito ridotto, meno armi e addio Donbass. Il piano USA-Russia che mette all'angolo Kiev, quindi Stati Uniti e Russia si starebbero mettendo d'accordo loro su cosa farne dell'Ucraina. Il mediatore di Trump, Steve Witkoff, si sarebbe incontrato in segreto con l'inviato russo Kirill Dmitriev. Ecco il piano che si snoderebbe su 28 punti per fare finire la guerra con l'Ucraina. Kiev dovrebbe rinunciare a metà dell'esercito, sono tutti morti, cosa se ne fa? Non ce ne sono più, al Donbass e ad alcuni specifici armamenti. Cioè tutta sta fatica adesso che le stiamo comprando dall'America le armi, stiamo litigando, vabbè, non le vuole più. Intanto gli attacchi di Mosca devastanti proseguono, abbiamo visto immagini terrificanti di condomini distrutti a Kharkiv, a Ternopil, morti tra i civili, anche bambini. Questo è il taglio alto del Corriere e potrebbe essere una bella notizia se naturalmente Zelensky accetterà tutto questo. Di spalla l'aggressione a Milano, mio figlio con il coltello, sono devastata, penso al ferito. E chiaramente ora si va a intervistare anche i genitori di questi figli molto borghesi che vivevano dove vivevo io, dietro casa mia, Monza, è zona Triante, ragazzi, in quartieri molto eleganti e tutto quanto, e mai si pensava che avrebbero fatto una cosa del genere, prendere uno e iniziare ad accoltellarlo per 50 euro. La cosa che fa pensare certamente è che fossero italiani, benestanti, figli di persone benestanti. C'era un egiziano, ha fatto il palo, quindi questa volta non c'entrano gli immigrati. Voi ci credete? Cioè, secondo voi questi da chi hanno imparato questo modus vivendi? Attenzione, qui spicca il razzista dal monte. Sì, spicca il razzista Sammy Varin, eccolo lì che svolazza davanti alla vostra radio. Secondo voi questi ragazzi da chi hanno imparato a comportarsi in questo modo nelle nostre grandi città? Pensateci e fatemi sapere.
Ah, che carina questa canzoncina di Giuseppe Gioni Barbera, un intermezzo, quello che ci vuole, eh? Io l'avrei rimessa da capo. Terra, si intitola così questa composizione di Giuseppe Barbera, un intero album che si chiama Il pianista, tutto da scoprire, che può essere anche una bella colonna sonora per la vostra mattinata, mentre sistemate un po' casa, fate esercizi ginnici ascoltando Sammy Varin. E ho fatto in tempo anche a dire sì a Giuseppe Amato, che mi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Sto guardando se è parente. No, per fortuna. No, di Amato, no. Adesso il nostro pensiero fisso chiaramente è ai collaboratori del capo dello Stato. Noi siamo bacati, curateci. Ma vedete un po', vediamo cosa ne pensate voi, vediamo i vostri WhatsApp al 340670969, che magari non ve ne frega niente a voi, o no? Ciao Sammy, abbiamo più o meno la stessa età e ancora ti meravigli? Beato te! La mummia è l'unico nemico forte della mia Giorgia. La mummia chi potrebbe? Ma non lo so e non lo voglio sapere assolutamente. Buongiorno Sammy, non solo non c'è da fidarsi di questi consiglieri per Re Sergio, ma basta seguire la commissione Covid e se ne scoprono delle belle. Proprio ieri Uvi deve essere svenuto dopo la domanda del senatore Borghi. Complimenti, scrive Italo da Mantova. Grazie Italo per la segnalazione. Sai che Claudio Borghi Aquilini è nostro ospite ogni martedì sera e quindi della commissione Covid ci racconta tutto. Buongiorno Sammy, più che Giorgetti vedrei bene il Vannacci al Quirinale. Ieri ho ricevuto 5 telefonate dal Regno Unito alla faccia della nuova legge. Ah, che ti volevano vendere le cose, ma compragli qualcosa, dai. De Mari anche per la De Mari anche la Carrà era bella sgambata. È vero, ma De Mari insomma un po' bacchettona lo è. Poi sentiamo, e lunedì avremo quelli di Informazione Cattolica. No, non ci si può fidare, non ci sono dubbi che vogliano abbattere il governo Meloni, ci scrive Marco. Tra un po' evocano Sherlock Holmes per trovare chi ha inchiappato Garofani. Scherziamo, ma qualche dubbietto adesso verrà e magari si fa un po' più di attenzione a parlare in pubblico. Ciao Sammy, bastava prendere esempio dalla Francia, ma noi vogliamo toccare con le nostre mani ste cose, eh? Che cosa? Ma che razza di consiglieri lavorano al Quirinale? Bisogna accendere un faro di verità. Chi sono? Come vengono scelti? Quali requisiti devono avere? Quali doveri hanno? Fare piena luce, svelare il loro ruolo e come deve essere normato, ci scrive Antonello dal Veneto. Bravi ascoltatori, continuate a scriverci 3406709 solo WhatsApp, non SMS, che poi Ranucci ce li pubblica o alle cene poi iniziamo a dire cose, no? Siamo sul Corriere, certamente, naturalmente il Corriere straborda come tutti i giornali questa mattina di questa notizia e l'incontro di Mattarella con la Meloni e questo consigliere qua, la cena tra romanisti sulla terrazza e la mail che ha tradito il consigliere, scrive a pagina 4 il Corriere, la tavolata vista a Piazza Navona, il testo con le sue frasi inviato ad alcuni quotidiani a firma Mario Rossi, quindi un nomignolo così, e però i quotidiani non l'hanno preso sul serio, diciamo così. La nota di Massimo Franco si intitola Il tentativo non facile di archiviare un incidente, perché ci rimarrà per sempre il dubbio. Che ne pensate? Vi rimane il dubbio che sia a volte, magari, forse, chissà, consigliato male il nostro presidente? Tan, da, da, da. Giro pagina, perché in queste rassegne non dovete annoiarvi neanche per un attimo, se no mi girate su Radio 24, per favore. Così cambia la manovra, signore e signori, a pagina 16 del Corriere. Che cosa sta accadendo? Che adesso
si stanno scegliendo i migliori emendamenti, quelli che hanno più possibilità di essere accolti. Allora Fratelli d'Italia insiste sul condono, ma Salvini rilancia sugli interventi edilizi: meglio il silenzio assenso. Oggi vertice di maggioranza, Leo dice necessario tenere i conti in ordine. IRPEF, tagli difficili oltre i 50.000 euro, pensioni, complicato evitare lo scalino, maxi rottamazione, c'è poco margine, ma tutto che porta sfiga oggi il Corriere, affitti brevi verso il compromesso, imprese, si lavora sul nodo incentivi, paginone sul quotidiano Il Corriere su come sta andando la definizione della manovra, gli emendamenti, quali possibilità ci sono, e ne parliamo sul fronte sanità, ne parliamo alle 8.45 con la senatrice della Lega Elena Murelli, che ci parlerà degli emendamenti targati Lega alla manovra di bilancio riguardanti la sanità. Altro argomento del giorno che però sul Corriere magicamente è sparito dalla prima pagina, chissà come mai, c'erano troppe cose di cui parlare, meglio non parlare di questa bella legge, bella tosta, contro la violenza sulle donne. Senza consenso libero è stupro. C'è il primo sì alla legge bipartisan. Tutti d'accordo. Sapete che capita molto di rado che siano tutti d'accordo. La Ellis Line con la Meloni si sono date la mano, la foto ce l'abbiamo qui davanti agli occhi. Ieri la Camera ha approvato la norma voluta da Meloni e Schlein, sprint per l'arrivo al Senato. Sapete, la prossima settimana si ricorda la giornata contro la violenza sulle donne e probabilmente ci sarà l'approvazione. Di cosa si tratta? Ne parliamo alle 8.45, scusami, alle 8.45 c'è la Murelli, alle 11 c'è l'appuntamento con il Qui Parlamento e con Simonetta Matone che ci spiegherà questo DL consenso. È una norma che è frutto veramente di un accordo bipartisan che ha coinvolto le due leader, la Meloni e la Schlein. L'iter della manovra prosegue adesso al Senato e il consenso è proprio il centro di tutto. Quindi ci dovrà essere un consenso da parte della donna libero ed attuale, un consenso esplicito durante il rapporto, dopo il rapporto. Queste sono domande che ci facciamo soprattutto noi uomini, che non siamo maniaci sessuali né violentatori, però vorremmo capire qualche cosa di più. Chiaro che si spera la tua partner abituale, insomma, gli vada anche bene, insomma, però magari in quel momento non c'ha voglia e tu stai insistendo, capito? Quindi dovremmo farle più domande, mi viene in mente questa cosa, vi prego, aiutatemi. 340 6709 659, naturalmente sto scherzando, certo, so benissimo tutto quanto non è per niente chiaro, ce la devono spiegare alle 11. Simonetta Matone ci spiegherà tutto quanto. Giro pagina e si parla di altre violenze schifosissime, quelle avvenute a Milano l'altra notte. Pagina 19, il compleanno poi l'aggressione, i 5 di Corso Como pronti a rifarlo. Milano, la jeep sui giovanissimi che hanno pestato il Bocconiano, vite normali e notti violenti. Guarda come sono carini questi, madonna mia. La madre di un arrestato, io distrutta, non sapevo che girasse con il coltello, preghiamo per il ferito. Lo shock dei genitori che, ripeto, sono persone borghesi che vivono molto bene in quartieri bene di Monza, eccetera, lo dicono, lo shock dei genitori, noi siamo gente per bene. E ripeto, la preoccupazione di tutti noi che abbiamo dei figli o dei nipoti, perché magari sembrano tutti brave persone e poi prima di uscire si mettono il coltello in tasca e io tolgo tutti i coltelli. Hare Krishna, Haribo, non si usa coltello, no violenza. Oh, che cavolo, farò così in casa Varini. Aspetta che arrivo a casa. Zuppi, cosa c'entra Zuppi a pagina 22 del Corriere? Perché sul fine vita lui ha detto siamo preoccupati dall'autonomia differenziata
E questa cosa giustamente ha risvegliato il Semmivarini. Dice: cosa? Zuppi è preoccupato dell'autonomia differenziata proprio adesso che si sono firmati i preaccordi in Veneto, in Lombardia, in Liguria, in Piemonte, cioè questo è preoccupato? No, dai, l'autonomia differenziata sulla morte assistita, sul suicidio assistito, capito? Oh signor Semmivarin, ti devo spiegare te, ma non lo spiegava qua però il Corriere, scusami, mi è venuto un colpo, già che Zuppi insomma sono robe che potrebbe anche dire, ma non le ha dette. I pediatri no a cellulari sotto i 13 anni, Valditara vuole vietarli nell'intervallo e io pensavo che fossero già vietati. No, sotto i 13 anni. L'appello dei medici: si rischiano ritardi del linguaggio e ipertensione, la stretta del ministro. Mi dicono che adesso durante l'intervallo succede una cosa non in tutte le scuole, dipende, l'ho capito, da scuola a scuola. Ad esempio da mia figlia Tabata veramente li hanno proibiti e nessuno lo usa. E sta succedendo una cosa pazzesca durante l'intervallo. Sai che cosa fanno i ragazzi in classe o in pianerottolo durante l'intervallo? Si parlano. Ed è una cosa bellissima. Si parlano al posto di guardare il cellulare. Non aggiungo altro perché da mio figlio invece lo tirano fuori, quindi dipende dove sei. Sono sul Corriere, signori, se vi piace. A me personalmente non lo so, questa caricatura non mi è mai piaciuta. Oggi intervista, pagina 27, il boomer milanese, il Bauscia della porta accanto. Mi sono ispirato anche a papà e ho deciso di svelare chi sono, signori. Gabriele Celia, creatore del personaggio che spopola in rete. La candidatura Lambrogino d'Oro? Incredibile, lo avete visto sicuramente su TikTok o su Instagram, è divertente, sì, a piccole dosi, ma poi a me non piace sta caricatura, non mi piace, che devo fare? Vado avanti, certo che vado avanti, non mi fermo un attimo, perché sul giornale, anzi no, c'è prima il Fatto Quotidiano, Meloni esagera. No, no, non si parla del premier al Colle, è solo di spalle, è un riquadretto. Aspiranti e papabili, scrive il Fatto Quotidiano, premier al Colle, però la tensione rimane altissima. In taglio alto invece Meloni esagera, 6 condoni 3 giorni prima delle elezioni, non solo per la campagna ma per tutta Italia. Aleo! Emendamenti alla manovra. Fratelli d'Italia spinge per un pacchetto di sanatorie che coprono abusi edilizi e opere accessorie regolari dall'85 al 2003 fino ad oggi. In centropagina, Zelensky sotto assedio, alla frutta, intese USA-Russia e sospetti di corruzione. I 28 punti, piano Trump, Donbass e Crimea ai russi, truppe dimezzate. Stiamo a vedere, ce la facciamo? Alla fine poi finisce come dicevamo noi della Lega, noi ascoltatori, voi della radio, insomma siamo tutti di un'erba un fascio e avevamo un certo pensierino quando è cominciata la guerra, è vero? Il giornale: il consigliere ammette ma non lascia, tensione Quirinale governo. Garofani, sempre lui, consulente del presidente, o nessuno che scrive ex, perché c'è ancora, non ha dato le sue dimissioni, ma chissà se si parlano, eh? Ogni tanto vi dite qualcosa col presidente, eccetera. Cioè, non sarete mica come noi con i nostri figli che non ci parlano più. Conferma le frasi sulla Premier, Garofani. Meloni a colloquio da Mattarella, Fratelli d'Italia caso chiuso, stima nel Colle. Bene, un po' più in basso il ministro Piantedosi che dice: smascherata la sinistra, più sbarchi con le sanatorie. Se il termine condono suona male alle orecchie della sinistra, la parola sanatoria è miele per i trafficanti di uomini, più che un'ipotesi, una diretta conseguenza. Le regolarizzazioni a posteriori per i migranti sono un boost per i flussi migratori regolari. L'equazione conferma come la replica di Piantedosi non fosse campata in aria. A proposito di immigrati, notiziona, anche qui che non ci sorprende visto quello che vediamo in giro, un sondaggio shock in Francia, e ricordate che la Francia praticamente è il futuro dell'Italia. Il boom di baby islamisti. Quasi il 60% di questi ragazzini vuole la Sharia.
che quello che ci hanno confermato molti ascoltatori negli anni, ancora quando ci chiamavamo Radio Padania. Io gli chiedevo: ma per te è meglio la nostra Costituzione italiana o la Sharia? E quello diceva la Sharia, capito? C'è uno che dice che non rispetta la Costituzione, ma rispetta la sua Costituzione, e ce lo teniamo. Percentuali alla mano, la Francia scopre quanto sia cambiato il volto dei musulmani del paese. Il prestigioso istituto di ricerca IFOP rileva che il 57% dei giovani musulmani francesi tra i 15 e i 24 anni vuole l'applicazione della Sharia e che il 33% approva tutte o parte delle posizioni islamiste presenti, il doppio rispetto al 1998. Te capì? Pupazzetti, il giù la maschera di Luigi Mascheroni, signori, dedicata alla simpaticissima Carmen Consoli. Per me è sempre stata lagnosa, io non lo so, ci sono colleghi che ascoltano Radio Libertà in questo momento, passate Carmen Consoli, la passi tu Carmen Consoli? Ma per favore, ma per piacere. Da quando 20 anni fa Checco Zalone ne fece una parodia perfetta, Carmen Consoli, Carmeluzza, catanese, cantantessa, è diventata una delle nostre artiste preferite. Sarà per quegli occhi strabuzzati o per la parlata strascicata o perché canta sempre se stesse rigurgitando qualcosa, come se avesse qualcosa in bocca. Comunque, insomma, ieri la Consoli era ospite della facoltà di scienze umanistiche all'Università di Palermo, doveva parlare sul tema poesia e musica in Sicilia, ma ha preferito affrontare in modo molto pertinente il sottotema di qualcosa a caso del governo Meloni. E così, scassandoci non poco i cabassisi, ha raccontato che l'altro giorno ha avuto un incubo e c'era la Meloni incazzatissima con me che pareva sto pupazzetto che schiacci la pancia e le escono gli occhi, ha detto Carmen Consoli con gli occhi che le uscivano per l'eccitazione. Una volta gli scompensi mentali si raccontavano all'analista, oggi si dicono all'università, per dire della crisi professionale degli analisti e soprattutto della crisi di autorevolezza dell'università. Giocata ormai la carta woke, passato il momento flotilla, per molti artisti e soprattutto artiste fedeli al principio che il peggior maschilismo è quello delle donne, attaccare la Meloni sul suo aspetto fisico sembra essere l'ultimo gesto di un sano impegno politico antifascista. Ora è sempre resistenza, tranne al body shaming. Ma sì, fanno bene. Chi siamo noi per criticarli? A proposito, a giudicare dal video che gira sui social, Carmen Consoli ci è sembrata parecchio ingrassata. Andiamo avanti, signori. Luigi Mascheroni oggi sul quotidiano Il Giornale si scherza. Dai. Garofani ammette ma non lascia, ammette ma non lascia, ammette ma sto campionando. Piovono critiche sul consigliere. Ma la vera sconfitta è Elli. Il caso Colle lo certifica, un'alternativa non esiste. Il dato politico della vicenda è a sinistra, per gli ex PPI Schlein non è competitiva. Ma no, non l'abbiamo mai pensato. La Meloni al Colle, tregua fredda, comportamento inappropriato, la Premier critica Garofani, inaccettabile, poi Fratelli d'Italia, caso chiuso, stima per Mattarella. Ragazzi, secondo voi il caso è chiuso? Punto di domanda. E che succederà adesso? Ogni riforma che Mattarella dirà ma questa però si poteva fare meglio, eccetera, penseremo a Garofano. Economia, toghe e rivolte, le armi della sinistra ormai sono tutte spuntate, scrive sul giornale oggi Felice Manti. Le riforme hanno rafforzato credibilità e stabilità, adesso tocca alla giustizia. Beh, chiaro, senti ste robe, ti viene voglia veramente di alzarti e dire dove devo firmare per il referendum della giustizia, quando si vota. Calma, si vota, si vota. Sono a pagina 4 del quotidiano Il Giornale oggi, potentissimo, mai come La Verità, ragazzi. È chiaro che il primo da comprare è La Verità, eh? Poi viene Il Giornale. No, c'è anche Il Tempo oggi, bello, bello, bello. Mamma mia, c'è la vignettina da vedere, dopo ve la faccio vedere. La parola sanatoria, provate a dirla anche voi. 1, 2, 3. Sanatoria. Ok, vi sentite meglio?
Mi viene voglia di prendere un barcone e arrivare in Italia? Clandestini, CQ, sanatoria. La parola sanatoria si è scoperto che scatena i trafficanti. Ma è chiaro, scusa, e dopo ti viene voglia, sanatoria, andiamo tutti in Italia. Piantedosi smaschera la sinistra anticondoni, approvarli per i clandestini alimenta le partenze. Gli spacci diplomatici dimostrano che la sola notizia di una regolarizzazione basta per provocare l'aumento degli affari degli scafisti e vorrei anche dire ancora una volta delle morti di questa povera gente. Fico che arruola la Salis per il voto estremista, ricordiamo questa domenica, questo lunedì, wow, si vota in Campania, si vota in Puglia, si vota soprattutto in Veneto. L'eurodeputata AVS chiude la campagna, il grillino punta a centri sociali e antagonisti, ma soprattutto c'è la storiella, insomma, mica poi tanto che adesso si fanno avanti. Da una parte quella di Genova, sì, e dall'altra parte quella europarlamentare. Sì, sono sempre Salis, però rompono parecchio con argomentazioni belle potenti che spuntano a smantellare ogni cosa di civile che abbiamo ancora in questo paese. C'è Bandecchi, sì, il terzo incomodo, che pressa il governo: nucleare vitale per l'Italia. Bandecchi, ma vieni qui, vieni da me, facciamo la rassegna stampa insieme, ti aspetto in Bellerio. Senza consenso è stupro, primo sì. Pagina 8 del giornale, violenza sessuale, unanimità alla Camera, ora il testo al Senato. Basta zone grigie. Intesa bipartisan, perfezionata anche grazie all'interlocuzione tra Meloni e Schlein, clima di concordia pure sul femminicidio. Paginone con Stefano Zurlo, quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Comincio a dirvi qualcosa: non serve più dimostrare l'uso della forza, violenza o minaccia. Con un accordo bipartisan tra la maggioranza e l'opposizione si introduce per la prima volta in modo esplicito il requisito dell'assenza di consenso come elemento centrale del reato. Cioè, se lei non ti ha dato il consenso, già stai compiendo un reato. Prima della riforma era necessario dimostrare che atto sessuale, fosse compiuto con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità della vittima. Ora basterà l'assenza di un consenso e il consenso può essere revocato in ogni momento. Cioè, se ti dice sì all'inizio, poi a un certo punto quella ti dice basta grazie, bisogna fermarsi, ok? Il testo è stato approvato prima in commissione, poi in aula a Montecitorio, passa al Senato e, se confermato rapidamente, come è probabile vista l'intesa tra maggioranza e opposizione, entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ma ribadisco, ne parliamo alle 11 con Simonetta Matone. Giro di nuovo la pagina, grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo al 340-6709-659, sono argomenti importanti. Anche questo a pagina 15, perché ripeto, quello che accade in Francia prima o poi accade anche qua da noi. Francia, boom di islamisti tra i giovani. Il sondaggio su 1000 musulmani: per il 57% dei ragazzini tra i 15 e i 24 anni la Sharia batte le leggi dello Stato e le moschee si riempiono. Francesco De Remigis, percentuali alla mano, la Francia scopre quanto sia cambiato il volto dei musulmani che la abitano. Secondo voi è cambiato? Sempre stato così. Semplicemente stanno prendendo sempre più coraggio. La tachia la applicano, ma a volte no. Tanto sappiamo che è così, tanto non succede niente, tanto continuiamo a dargli qualcosa e a stringerci dentro nelle nostre case sperando non ci facciano male. Mi fermo, ragazzi, perché mi viene da vomitare, però c'è un paginone quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, su pochi altri, riguardo il boom di islamisti tra i giovani, quelli che preferiscono la Sharia rispetto alle leggi dello Stato. Preoccupa l'aumento
aumento dell'adesione alle ideologie estremiste, più diffuse le pratiche di preghiera e l'osservanza del Ramadan. Così il quotidiano Il Giornale. E allora vado sul Tempo, perdonami se non vado su Repubblica o sulla Stampa, perché a proposito di Ramadan, ecco la prima pagina del Tempo. Ramadammi un consigliere, ecco il progetto del partito islamista per il Campidoglio. Dopo lo scoop del Tempo, il leader del movimento esce allo scoperto e chiede a Gualtieri rispetto dello statuto. Ramadammi un consigliere, la facciamo una canzone, e così prima delle elezioni del 2027 potremmo ritrovarci in comune a Roma, ma solo a Roma, possibile, un rappresentante degli islamici della capitale. Di spalla, fanatismo religioso, delirio dell'imam di Torino, attacca l'editore e il Tempo. È un giornalaccio razzista, ci ha detto a quelli del Tempo. La maggioranza va espulso. E poi anche qui il sondaggio shock: i musulmani francesi preferiscono la Sharia, Mossad in Europa, Hamas a basi terroristiche. Ma farci ridere il Tempo di Osho, caso Garofani, pressing sulle dimissioni, e c'è la Meloni che parla con Mattarella. Mattarella dice: ti assicuro che non c'è nessun piano contro il governo. E la Meloni: e allora com'è che c'è sta la macchina dei Draghi qui sotto? Ditemi che non fa ridere, perché ci insinua il dubbio e noi giornalisti siamo qua per insinuarvi un qualche dubbio nel corso della vostra vita. Non siamo sicuri di niente, neanche la verità dice sempre la verità, neanche Sammy Varin la dice, ma vi faccio venire dei dubbi. E se vi faccio venire dei dubbi io sono contento, perché poi dovrete approfondire, se vorrete, per capire meglio dove sta la verità, e ancora una volta scoprirete che sta nel mezzo. Pagina 2, Ramadammi un consigliere. Il partito musulmano di Thieri lancia la scalata al Campidoglio. Vogliamo i nostri, non i mostri, c'è la N, nostri, in comune. Il gruppo guidato dall'ex dem Thieri si rivolge a Gualtieri, Gualtieri, e tira in ballo il Tempo. Noi ci siamo e vogliamo dire la nostra, ora i consiglieri aggiunti per gli stranieri. Capito? Vuole consiglieri aggiunti per gli stranieri. Thieri. Ramadammi un consigliere. Pagina 2 del quotidiano Il Tempo, che parla anche del sondaggio shock della Francia sui giovani musulmani. Gli under 25 scelgono la Sharia invece della democrazia. La Cisint della Lega commenta: in Italia limitiamo l'ingresso di islamici. Cattiva? Vi sembra cattiva la Cisint? 3406709 me lo dite? A pagina 3, giornalaccio razzista, nuovo attacco al Tempo dell'ex imam di Torino che santifica Hamas. La maggioranza dice va espulso. Oggi il quotidiano Il Tempo è veramente pieno di queste argomentazioni che ci fanno venire una fifa boia, devo dirlo. Avete visto a Milano ormai ci sono trasmissioni quotidiane che la indicano come la città dove è così bello vivere, eh? Io immagino la scena di quello intervistato: oh, è bellissimo vivere a Milano, e ha un coltello conficcato nella schiena. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Sarà una giornata piuttosto movimentata sull'Italia, con piogge frequenti da nord a sud. In mattinata nuovo impulso perturbato, con precipitazioni maggiormente probabili su Lombardia, nord-est, Sardegna, regioni tirreniche e rilievi appenninici centro-meridionali. Andrà un po' meglio sui restanti settori. Nel pomeriggio le piogge continueranno a persistere sulle stesse aree, risultando localmente anche di moderata intensità. Neve sulle Alpi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso. Perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza né la qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecché Alberto, l'olio bulvo è sempre a galla in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mire, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Le cicatrici non le nascondo, infatti ancora me lo ricordo. C'era un pezzo rock nel locale, c'era l'assolo di November Rain. E sotto questa pioggia sembro un vagabondo. Sarà che nel tuo cuore ora non c'è più posto, o forse è colpa mia, del mio carattere. Per capire che sbaglio devo andare a sbattere. Non ti dirò quello che provo se tu mi guardi ancora così. I tuoi occhi come il cielo mi confondono, anche se è una follia, sei ciò che voglio, sei la medicina di cui ho bisogno. Griderò il tuo nome finché non avrò più voce, correrò da te più veloce della luce, giuro. Mi prenderò cura di te, cura di noi. Vorrei che dentro un giorno non ci fosse un'alba sola. Vorrei prendermi a pugni ma so già che ci sei ancora tu nel mio petto. E non ti farei mai del male, lo prometto. Quello che provo lo so, ma non lo so dire perché. I tuoi occhi come il cielo mi confondono, anche se è una follia, sei ciò che voglio, sei la medicina di cui ho bisogno. Griderò il tuo nome finché non avrò più voce, correrò da te più veloce della luce, giuro. Mi prenderò cura di te, cura di noi. Dove che sei ora? Che la città è vuota. Come stai ora che neanche il buio ci spaventa? Quando il mio mondo si ferma, corri con me. I tuoi occhi come il cielo mi confondono, anche se è una follia, sei ciò che voglio, sei la medicina di cui ho bisogno.
sicuro. Mi prenderò cura di te, cura di noi. Bravo, Corri con me, bravo, corri con me. bravo Matteo Bocelli, il figlio di Bocelli, dominata dal pianoforte, ma soprattutto è la prima canzone in italiano, tutta in italiano di Matteo Bocelli, più veloce della luce, con il buongiorno più veloce della luce, sto cavolo, sono sempre di corsa, non riesco a stare dietro a tutto, veramente, perché sono anche scemo a dire ste cose, perché poi mi chiamerà il direttore e mi dirà guarda, ti do 2 ore in più di rassegna stampa, sei contento? Molto molto, da oggi vado solo con professioniste del sesso, scrive Roberto della Brianza, scherzando, ma parlando di questa nuova legge sulla violenza sessuale, chiaramente siamo qua per sdrammatizzare ogni notizia, per smontarle e rimontarle, è una rassegna stampa come mai l'avete sentita la nostra, e mi scuso con i ben pensanti, giustamente poi ne parliamo seriamente alle 11 con Simonetta Matone di questa nuova legge bipartisan, destra e sinistra l'hanno votata. Certo, ci sono i vostri WhatsApp al 340 6709 659, vi ringrazio perché me ne è arrivato un fotio, cioè una donna va corteggiata secondo termini di legge o saranno le donne e le ragazze ad abbordare i ragazzi? Ti piacerebbe, Marco, all'americana. Ma com'è successo un po' di volte, sai? Facendo radio, noi DJ, noi giornalisti, non abbiamo certo problemi d'amore. Sì, non vi le racconto queste, però prima o poi un librettino, un opuscolo, un bigino lo scrivo anch'io. Sammy, andiamo al vedo. Io sono uomo, ma la prossima donna con la quale avrò un rapporto verrà denunciata per violenza sessuale subito, non dopo 20 anni. Così vediamo subito come ragioneranno i tribunali. Eventualmente creeremo un precedente. Cosa ne dici? Mi confondi le idee, io non capisco più niente. La prostata ringrazia. Finiremo in un mondo di seghe e loro di ditalini. Che schifo, una legge che aggraverà ancora più la situazione. Stiamo esagerando. Io ho detto che smontiamo le notizie, ma qui stiamo distruggendo tutto quanto. Ragazzi, calma, va spiegata questa legge, poi ce la spiega la deputata Matone, ok? Sono Giulia. A proposito della legge antiviolenza, comincino a togliere dalle strade quegli animali stupratori violenti dei clandestini che se ne fregano della legge. E queste sono le parole sagge di una donna che effettivamente, cioè, stiamo facendo leggi, ma le leggi riguardano noi, ecco, inizia a parlare alla Vannacci. Loro abbiamo appena detto che se ne fottono delle loro leggi perché preferiscono la Sharia. Alice ed Ellen Kessler erano gemelle, la Bindi e la De Mari pure. È vero su questo, hanno più o meno idee similari, però vabbè, ci sta anche la bacchettona oggi sulla verità. C'è un audio, sentiamo cosa dice in 7 secondi. Io in genere la verità la prendo quando c'è un po' di dissenteria. È una notizia, ragazzi. La sacra testata della verità fa bene alla dissenteria, quindi nel senso che ti chiude e quindi un po' come il limone, praticamente. Andiamo avanti, signori, stariamo veramente una rassegna traviata questo, ma peggio del bar di Ma veramente stiamo dicendo Meloni sale al Colle da Mattarella, la Premier nessuno scontro, Garofani parole inopportune, ok? Siamo a pagina 4 del quotidiano Il Tempo, che come vedete, sì, una pagina, anzi 2, il caso, poi dice altro che chiacchiere tra amici, quella cena per beneficenza e il progetto antigoverno, pressing dimissioni su Garofani. Romano, classe 62, una vita nella galassia del cattolicesimo Dem, tenta di sminuire la frase sullo scossone, ma emergono nuovi dettagli. Se siete curiosi, oggi il quotidiano Il Tempo è vostro, che se la prende anche con la Consoli, Consoli contro la Premier per l'aspetto
e la sinistra non ha nulla da ridire. La cantante durante una lezio, l'ho sognata, era come un pupazzo con gli occhi strabuzzati, che è vero, nel senso che c'ha quegli occhi e ci sono quei pupazzi malefici che schiacci la pancia e picciu, vengono fuori gli occhi. A Carmen, stai tranquilla, la tua musica qui su Radio Libertà non passa. Stai tranquilla. Tranquilla e serena, forse è meglio dire serena. Beh, stai serena. Il Tempo, pagina 7, violenza sessuale, via la rivoluzione targata Meloni-Schlein. Approvata all'unanimità dalla Camera la norma sul consenso che dovrà essere libero e attuale per non diventare reato. La vittima non dovrà provare la sua resistenza, ma sarà l'imputato a dover dimostrare un consenso fermo ed esplicito. Come? Lo chiediamo poi alle 11. Arriva la parlamentare della Lega e ce lo spiega, perché non è semplicissimo. Vado da Repubblica, che va da Mattarella con la Meloni va da Mattarella, dietro fronte Fratelli d'Italia è tregua, anche all'interno a pagina 2, caso chiuso, ma c'è l'intervista a Furfaro, Marco Furfaro della segreteria PD, che considera opinioni personali quelle del consigliere del Quirinale Francesco Saverio Garofani espresse sul governo durante una cena. Furfaro parla di congiura chi fa comizi dalle istituzioni, quindi gira completamente la frittata dicendo che siamo noi della maggioranza che facciamo i comizi. Va bene, a proposito la manovra, vertice sulle coperture, blitz della Lega, attention my friend, una notizia che non immaginate ma che a me mi avete chiesto tante volte, blitz della Lega, tagliare il canone Rai. Il filtro dei segnalati, adesso sono gli emendamenti segnalati, ne abbiamo tolti un fracco, ne sono rimasti pochi, non riduce dei partiti. Salvini critica i condoni edilizi di Fratelli d'Italia, non sono una soluzione, non ci sono mai piaciuti, soprattutto in certe zone del sud dove fanno il bello e cattivo tempo. I senatori leghisti stanno per chiudere la lista dei loro 67 emendamenti segnalati, quando è Matteo Salvini a impartire l'ordine, recita così: trovate un modo per inserire il taglio del canone Rai. Ma aggiungere una proposta in corsa è impossibile, il termine per il deposito è scaduto la settimana scorsa. Ecco allora l'espediente: la richiesta può essere agganciata a un testo già presentato in Commissione Bilancio, detto fatto, il veicolo diventa la norma che assegna 15 milioni alle emittenti locali. Ma soprattutto l'impianto della misura sul prelievo in bolletta per la TV di Stato ricalca quello presentato l'anno scorso, cambia solo la data, giù il canone nel 2026 da 90 a 70 euro, ragazzi. Sarà vero o è un miraggio? Speriamo, è comunque una notiziona targata Lega. Qui Parlamento. E sono targati Lega anche gli emendamenti alla manovra di bilancio riguardanti la sanità. Volete saperne di più? Abbiamo con noi la senatrice della Lega Elena Murelli. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, un piacere essere qui. Ma Ciao. che piacere nostro, dacci qualche buona notizia, cosa bolle in pentola di cui avete discusso nelle scorse settimane e anche ieri, lo ricordiamo, cercando Lega Parlamento, Lega Camera, Lega Senato, saltano fuori tutte le dirette, tutti gli interventi che ci sono stati, alcuni davvero molto potenti. Di cosa si è discusso, cosa si è deciso nelle scorse ore? La Lega si occupa di sanità e lo ha dimostrato in questa manovra di bilancio, perché ha presentato un pacchetto da 54 emendamenti per un totale di 5 miliardi di euro complessivi, concentrato sul taglio delle liste d'attesa, la prevenzione, l'innovazione e il rafforzamento del personale. Lo abbiamo fatto perché riteniamo che la manovra sia importante, ma è importante anche innovare e rinnovare il sistema sanitario, e l'abbiamo fatto ascoltando
in questo anno le associazioni di pazienti e le società scientifiche, e quindi riteniamo che si debba migliorare il nostro sistema sanitario e allo stesso tempo innovarlo. Ecco perché, per esempio, abbiamo fatto un pacchetto di emendamento. Da una parte la prevenzione, infatti l'articolo 64 della legge di bilancio già stabilisce 283 milioni di euro per la prevenzione, andando a specificare per il tumore mammario e per il tumore ovarico. Noi siamo stati più bravi e abbiamo indicato al Ministero della Salute dove deve investire questo tipo di soldi per la prevenzione, facendo screening in particolare dedicati a 50 milioni di euro in 3 anni sui test finanziati come le SR1 per il tumore mammario avanzato, lo screening genomico HRD per il tumore ovarico e un fondo per l'accesso alle terapie innovative nel carcinoma ovarico platino resistente. Questi, per esempio, sono temi che toccano poche donne, però è importante che le donne possano avere una risposta e soprattutto la possibilità di fare questo tipo di screening, visto che c'è ereditarietà e si parla appunto di genetica e genomica. Dall'altro punto di vista abbiamo posto l'attenzione sui malati oncologici per la prevenzione dell'infertilità dei pazienti oncologici, perché tanto di invecchiamento della popolazione e denatalità dobbiamo considerare anche un aspetto importante, che purtroppo i malati oncologici hanno un rischio più alto di essere appunto sterili. Ecco perché abbiamo dedicato un emendamento proprio dedicato alla prevenzione dell'infertilità nei pazienti oncologici. Un altro emendamento importante è dedicato invece alla loro nutrizione, perché ci sono pazienti che purtroppo non possono mangiare cibi normali e si devono purtroppo alimentare con alimenti a fini medico-speciali. Ecco perché abbiamo inserito degli emendamenti per la per supplementi nutrizionali orali per questi pazienti malnutriti e anche una detrazione quindi del 19% per gli alimenti a fini speciali destinati a pazienti con displasie e documentata malnutrizione. E abbiamo anche presentato un altro emendamento con la riduzione dell'IVA, perché questi alimenti a fini medico-speciali hanno l'IVA al 22% e abbiamo chiesto la riduzione dell'IVA al 4%. La Lega punta anche a 5 milioni di euro per lo screening sul fondo nutrizionale dei pazienti oncologici, quindi con l'avvio di programmi strutturati di screening delle reti di nutrizione clinica. Oltre a dedicarci ai pazienti oncologici, siamo dedicati anche agli anziani, visto anche il problema dell'invecchiamento della popolazione. Vogliamo che naturalmente ci sia un invecchiamento attivo. Abbiamo considerato quelle che sono le malattie che colpiscono di più gli anziani, che sono l'Alzheimer e il Parkinson, e abbiamo chiesto l'istituzione di 2 fondi, uno da 20 milioni di euro e l'altro di 15 milioni di euro per la diagnosi precoce e la presa in carico, i famosi piani di diagnosi e cura che sono omogenei nelle diverse regioni, e invece con questi emendamenti noi chiediamo più attività di diagnosi precoce e le linee guida uniformi su tutto il territorio nazionale. Abbiamo chiesto l'attivazione di DRG per le dimissioni protette domiciliari per ridurre le complicanze ed evitare i ricoveri imposti, specialmente appunto nelle persone anziane, e abbiamo chiesto il rafforzamento della telemedicina, che la rete di telemedicina è già attiva in Italia, ci sono già 500.000 persone che ne usufruiscono, però pensiamo alla possibilità per i medici di medicina generale o i pediatri di poter seguire i pazienti anche direttamente da casa. Ecco perché potenziamo il fondo con i fondi del PNRR di 350 milioni di euro. In aggiunta a questo abbiamo pensato anche un piccolo fondo per quanto riguarda la spasticità post-ictus, perché purtroppo le persone che hanno avuto un ictus in alcuni casi, 1 su 10, sono colpiti da spasticità. Ecco quindi che chiediamo un fondo per poter seguire questi pazienti nella medicina riabilitativa, in modo tale che ci sia un percorso territoriale nel momento in cui la persona viene dimessa dalle case di cura protette dove vengono seguiti e ritornano sul territorio, possono essere seguiti al 100% dai professionisti e soprattutto da chi fa la riabilitazione. Ci sono le tecnologie che invece vengono a supporto anche dei medici di famiglia per combattere le liste d'attesa, non solo i medici di famiglia ma anche direttamente
i pediatri e anche gli psicologi. Ecco perché abbiamo chiesto un potenziamento di 50 milioni di euro per poter da investire in soluzioni di intelligenza artificiale, per poter aiutare anche i medici di medicina generale, perché molto spesso si ritrovano a seguire 1500 pazienti e non hanno tempo da dedicare, magari dedicano 3 minuti al paziente senza prendere in considerazione tutta l'anamnesi del paziente stesso. Un esame su 3 in Italia non dovrebbe essere prescritto, aumentando quindi le liste d'attesa, per cui la Lega vuole rafforzare il rapporto con i medici di famiglia anche attraverso strumenti innovativi per ridurre drasticamente appunto queste liste d'attesa. Abbiamo valorizzato le professioni sanitarie, lo abbiamo fatto qualche mese fa, abbiamo presentato il disegno di legge proprio per la valorizzazione delle professioni sanitarie e questo è stato trasformato anche in un emendamento perché miriamo a rendere più attrattiva la professione sanitaria, contrastare la fuga del sistema sanitario e riconoscere maggiore dignità economica e professionale. E in questo modo, ieri per esempio è stato in question time alla Camera al ministro Schillaggio in regime di esclusività per la dirigenza delle professioni sanitarie con il riconoscimento dell'indennità dedicata. Lui dice che sta raccogliendo i dati e quindi se ne può parlare nel 2026, raccoglie i dati, se ne può parlare poi successivamente dal 2027. Infine, siccome appunto per rendere sempre più attrattivo il sistema sanitario nazionale e per evitare la fuga verso il sistema privato, la Lega propone una flat tax al 5% sugli straordinari degli infermieri e dei professionisti sanitari. Penso che questa sia una risposta concreta alle richieste degli infermieri e dei medici per fare che anche gli straordinari, le ore che dedicano in più al loro lavoro per la cura dei pazienti sia appunto detassato e con una tassa agevolata del 5%. Poi abbiamo presentato emendamenti specifici su alcune patologie, anche in riferimento ai disegni di legge che abbiamo in commissione, uno dedicato alle malattie reumatologiche e alla fibromialgia. Per questo volevo annunciare che la scorsa settimana dalla conferenza Stato-Regioni è uscito la bozza di un decreto attuativo per quanto riguarda i LEA, dove riconosce la fibromialgia all'interno dell'EA e questo è sicuramente un passo avanti per queste patologie spesso sottodiagnosticate con l'obiettivo appunto di uniformare i percorsi di cura sul territorio nazionale. E per questo ne abbiamo presentato un emendamento proprio dedicato alle malattie reumatologiche, dei percorsi di diagnosi di cura unitorio e dare una risposta a milioni di persone affette nel nostro paese. Infine abbiamo presentato anche un emendamento per quanto riguarda la celiachia, che è un tema che seguo personalmente, che mi sta a cuore. Dalla scorsa legislatura abbiamo presentato una mozione approvata all'unanimità perché non c'era spazio per un disegno di legge visto che c'era il Covid. In questa legislatura abbiamo un disegno di legge che è il 623 che è in commissione, abbiamo presentato emendamenti ma è fermo lì da 2 anni, per cui siamo riusciti a convincere il Ministero della Salute ad avere proprio un articolo 77 della legge di bilancio e quindi entrerà in vigore dopo l'approvazione della legge di bilancio per avere possibilità di utilizzare i buoni che i celiaci hanno per l'acquisto di prodotti senza glutine su tutto il territorio nazionale. Questo permette di agevolare la vita a queste persone che per motivi di turismo scolastici, quindi universitari e di lavoro si possono spostare da una regione all'altra e possono acquistare prodotti senza problemi. A fronte di questo però nel nostro disegno di legge c'è tutta la parte di formazione e informazione, la parte di formazione dei ristoratori e di chi somministra un pasto e la parte invece di formazione anche nelle scuole e informazione dei cittadini. Su questa parte allora come emendamento abbiamo presentato un fondo da 1 milione di euro per 3 anni che ci permette direttamente di andare a creare campagne di comunicazione, informazione e formazione sulla celiachia. Questo penso che sia un traguardo molto importante perché riteniamo che non ci debba essere discriminazione, soprattutto all'interno delle scuole, per bambini che hanno questo tipo di patologia. Questo è collegato anche al diabete di tipo 1, che è un'altra patologia per cui era già stata creata una legge nel 2023, la 130, con programmi di screening nazionale sulla celiachia e il diabete di tipo 1. Noi siamo il primo paese in Europa a fare questo tipo di screening. La scorsa settimana finalmente dalla conferenza Stato-Regioni è uscito il decreto attuativo per questa legge
e per cui ci permette direttamente di avviare lo screening nazionale su tutti i bambini dai 3 anni ai 9 anni per poter andare a intercettare prima questo tipo di malattie e poter intervenire in modo tale che i bambini possono essere seguiti fin dall'inizio per questo tipo di patologia. Quello che ribadivo, perché questa è la settimana anche dedicata alla giornata nazionale del diabete, quello che ribadivo io ieri, per esempio, in un convegno, è proprio quello di avere 2 figure. Una, quella del Diabetes Educators, che è una figura che segue specialmente i genitori e il piccolo nel momento in cui gli viene diagnosticato il diabete di tipo 1, perché ci possono essere situazioni in cui non sa come gestire la malattia, e soprattutto una persona che sia formata come supporto in ambito scolastico per evitare che questi bambini vengano discriminati e non possano partecipare alla vita sociale quotidiana. Io ho fatto un sunto molto veloce di tutto il lavoro che è stato fatto in un anno e che abbiamo quindi raggiunto tramite questi emendamenti e il lavoro che stiamo portando avanti in sanità. Penso che siano delle risposte concrete che la Lega dà, perché il nostro lavoro è quello di ascoltare l'associazione dei pazienti, ascoltare le società scientifiche, ascoltare i professionisti sanitari, supportarli cambiando al meglio il sistema sanitario nazionale, per arrivare a un sistema sanitario che segua direttamente il paziente verso una medicina sempre più personalizzata. Noi il paziente al centro ce lo mettiamo veramente, ma soprattutto mettiamo anche i professionisti sanitari che dedicano con passione e con impegno il loro lavoro alla nostra vita, alla nostra cura. E direi, hai scattato, e ti ringraziamo Elena Morelli, un'importantissima fotografia col grandangolo, direi, nel senso che hai spiegato che cosa significa ascoltare, che è il motivo per cui è stata fondata la Lega tanti anni fa, il motivo per cui esiste anche questa radio, per ascoltare, perché intanto che parlavi molti ascoltatori mi scrivevano dicendo sì, questo è un problema e quest'altra cosa sì, riguarda anche me. Hai parlato di tante problematiche e ogni ascoltatore, sono certo, almeno una di queste purtroppo ha colpito lui o qualche familiare. Quindi bellissimo questo collegamento con la realtà che attraverso questi emendamenti viene portata alla luce, alla ribalta, e si troverà appunto la soluzione tutti insieme. Elena Morelli, è stato veramente un piacere. Grazie di questa chiacchierata e buon lavoro a voi. Grazie mille a te, Sammy. Un saluto a tutti gli ascoltatori, vi auguro buona giornata. Qui Parlamento. E vedete che ascoltare fa bene, fa bene. E tra poco vi ascolto anch'io, 10 minuti d'ora al massimo e apro anche le linee. Pazienza, ma anche oggi i giornali sono potentissimi. Sono tornato immediatamente su Repubblica perché ci sono 2 paginoni a denti stretti, perché quando la Repubblica parla di sicurezza e lo fa a denti stretti col sorrisetto, aggredito dalla gang a Milano, i genitori dei bravi ragazzi, giusto arrestare i nostri figli. Lo shock del quartiere di Monza, Triante, ordinato e borghese, dove vivevano 4 dei 5 fermati. Nella pagina successiva, droga, coltelli facili e corse in auto, notti senza regole per sentirsi vivi. Parla il sociologo. Gotham City, insomma, sempre più adolescenti compiono le loro bravate per conquistare una visibilità. E l'interesse grandissimo a Batantuono, i balordi di un tempo non facevano paura, ma questi, le bande di oggi, sono imprevedibili. E effettivamente si parla di tutto tranne che bisogna fare qualcosa, perché attenzione, la sinistra dice che deve essere la destra dice che non può fare niente perché poi la sinistra ferma ogni decisione della destra. La sinistra, anche dei magistrati e dei giudici, mica tutti, ma molti. Riusciamo a metterci d'accordo, destra e sinistra? Che ne pensate, ascoltatori? 340 67 09 659 per dire il vostro pensiero. L'ultima segnalazione che fa il paio, ma dice l'esatto opposto di quello che racconta il quotidiano La Verità con la Silvana De Mari, a pagina 25 di Repubblica: vogliamo fare del bene.
Eredità delle Kessler a poveri e artisti. Il patrimonio dalla Villa ai risparmi andrà a UNICEF, Médecins Sans Frontières e altre associazioni benefiche. E anche in Germania scoppia la polemica sul suicidio assistito. Altissimo, onnipotente, buon Signore, a te solo s'addice la lode, la gloria e l'onore, e ogni benedizione. Nessun uomo è degno di pronunziare il tuo nome. Laudato sì, o mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente frate sole, attraverso cui ci illumini ogni giorno. Laudato sì, o mio Signore, verso la luna e le stelle, tu nel cielo le hai formate, chiare e preziose e belle, per frate vento le nuvole il sereno, per ogni tempo che ci dà sostentamento. Laudato sì, laudato sì, laudato sì, o mio Signore, anche per sorella acqua, che è molto utile e preziosa, che è molto umile e casta. Laudato sì, o mio Signore, verso la nostra madre terra, ci sostiene e ci governa, coi suoi frutti, fiori ed erba, per frate fuoco che ci illumina di notte, bello e giocondo, robusto e forte. Laudato sì, laudato sì, laudato sì, o mio Signore, per quanti sanno perdonare, sopportando nella pace infermità e tribolazione. Laudato sì, o mio Signore, verso la morte corporale, da cui non si può scappare, ma della tua volontà non farà male. Lodate e benedite il Signore, ringraziatelo e servite in unità. Laudato sì, laudato sì, laudato sì, laudato sì. Christian Music, signori, non c'è neanche bisogno di annunciarla. Ogni giovedì alle 9, ormai lo sapete, Sammy Varin è l'unico pazzo che manda in onda la Christian Music, musica cristiana, signori. Già, è una reazione che mi viene spontanea. A titoli come quello del quotidiano Il Tempo, Ramadammi un consigliere, che parla del partito musulmano, romano per il momento, ma arriverà anche qui a Milano tra pochissimo per le elezioni. Chiedono consiglieri questi. Bene, noi li mandiamo in onda a tutto volume. Laudato sì di Fra Federico Russo, cantautore francescano appartenente all'ordine dei frati minori. Parole di straordinaria forza poetica e spirituale, quelle del cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. Della melodia originale, lo sapete, non c'è
traccia, e per questo in tutti questi secoli molti compositori hanno cercato di donare una nuova veste musicale mettendoci qualche cosa. Questa è la versione di Fra Federico Russo. Laudato Si. La trovate facilmente su YouTube o anche su Instagram, e io ogni giovedì mando in onda un pezzo di Christian Music. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, Radio Libertà, la nostra rassegna stampa molto speciale, molto particolare, che divide certamente, ma siamo qua per cosa? Cerchiamo di mettervi qualche dubbio. Leggendovi ad esempio il quotidiano Avvenire, oggi è buono Avvenire, parla della giornata per la tutela dei diritti dell'infanzia oggi, e il Papa lancia l'invito per il 25 e 27 settembre, un mondo da adulti, scrive, e ci pensiamo, guardanze di questi giorni, di questi anni, come i nostri figli, i nostri nipoti crescano un po' troppo in fretta? Che ne pensate? 340 6709 659, inviatemi i vostri pensieri su qualunque argomento nella rassegna di quest'oggi, io tra poco li leggo. Dalle immagini rubate alle scelte pilotate, la vita dei bambini sistematicamente violata, il racconto dei ragazzi ucraini espatriati a forza, così Mosca ha riscritto la nostra storia. E ti immagini. Da Assisi l'appello di pace, ogni guerra è fratricida, e Zuppi che dice desiderio di chiarezza sul cammino sinodale, almeno non parla di autonomia differenziata. Giro quotidiano, signori, certamente mi manca, cosa mi manca? Mi manca il quotidiano, la all'interno. Cosa? No, abbiamo detto vogliamo fare del bene, l'eredità delle Kessler a bambini poveri artisti, quindi ne parla male la De Mari sulla Verità, non tanto di loro quanto di una certa moda che hanno lanciato attraverso i media importanti. Ai tempi c'era solo la televisione. Sul quotidiano La Stampa, Meloni da Mattarella, tregua dopo lo scontro, ma anche di spalla l'Ucraina, quella pace firmata Trump che umilia Kiev, mentre la Russia fa ripiombare città ucraine nell'inferno dei bombardamenti sulle abitazioni civili. Da Washington sta per arrivare un nuovo ennesimo piano di pace. L'escalation degli attacchi russi non accenna a diminuire, estendendosi anche a zone occidentali finora considerate relativamente al sicuro. Ieri i missili russi hanno colpito in pieno un palazzo residenziale a Ternopil, provocando una delle più sanguinosi stragi di civili degli ultimi mesi. L'analisi di Stefano Stefanini: adesso l'Europa è spalle al muro con questo piano di pace americano in 28 punti. Staremmo a vedere. Il paginone, la prima pagina del quotidiano La Stampa vede naturalmente la giornata mondiale dei diritti dei bambini, 520 milioni costretti a vivere in zone di guerra, infanzia rubata, titola questo quotidiano La Stampa. All'interno, la sfida per la Campania. Oggi, se siete in Campania, il quotidiano La Stampa intervista Edmondo Cirielli, il viceministro di Fratelli d'Italia, dice: l'autonomia, difenderò il Sud, il condono atto di giustizia non sia gente di serie B. Ci è stato a pagina 15 della Stampa, che intervista però anche Roberto Fico. La nostra coalizione è solida, De Luca, contano i fatti. L'ex presidente della Camera dice: a destra poveri di idee. I due principali candidati per le elezioni di questa domenica e questo lunedì. Campania, ricordiamo che si vota anche in Veneto e anche in Puglia. Che facciamo? Apriamo le linee? Che ne dite? Dai, mi avete tirato le orecchie ieri, che ho tirato poche orecchie, che ho parlato poco con gli ascoltatori. Bene, oggi ci sfoghiamo. Dai, linee aperte e libere, signore e signori. 0292 94 7222 per entrare in diretta e dire la vostra su qualunque argomento. Lo sapete, ci chiamiamo come
Radio Libertà. E allora, dite la vostra su qualunque cosa vi faccia saltellare dal divano, chiamando il numero fisso 02 92 94 7222 o che inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Lo so che molti di voi non possono parlare perché magari sono al lavoro o siete in giro, inviateci un messaggino. Sai Sammy, è una mania di chi sta al colle tramare contro i governi di destra? E sarà che c'è sempre qualcuno di sinistra al colle. Napolitano mi sembra che non avesse simpatia per che dire. Io ricordo qualcun altro, l'autorizzazione per le bombe all'uranio impoverito senza la giusta protezione, quante vittime, il colle oblio. Occhio alle virgole, è vero Graziella, ogni virgola adesso in ogni discorso di Mattarella diremo è stato il Garofani, no? Ciao Sammy, mi riferivo francesi, l'autonomia differenziata non piace del sud. Caro Mario, non è che non piace alle regioni, è che non gliele fanno piacere, gli fanno un lavaggio del cervello pazzesco, signori. Cioè, dovrei star qui a leggervi 6 ore di rassegna stampa per dirvi che cosa raccontano anche i giornali locali del sud contro l'autonomia differenziata. Al sondaggio francese contribuito anche le donne? Bella domanda. Compriamo il giornale e il Tempo. Si fa pubblicità, eh? Gli uomini volgari andranno tutti a P puntini puntini, pagano e finisce lì. Secondo me ci saranno molte donne schiaffeggiate, questi sono termini che potete anche evitare, ragazzi miei. Ripeto, è un passo avanti importantissimo dal punto di vista processuale questa nuova legge, ne parliamo alle 11 con Simonetta Matone che ha un passato in magistratura. È chiaro che tecnicamente io non so come funzioni, cioè in poche parole quello che capisco io è che sarà sempre colpa nostra, che se facciamo all'amore o comunque violentemente prendiamo una donna, anche non violentemente, ma la prendiamo senza il suo consenso, in quel momento stiamo comunque sbagliando e ci stiamo cacciando in un grande problema. Questa è la ciccia della situazione, perché poi quando sarai in processo comunque non avrai le prove che quella voleva davvero essere sfiorata, toccata, palpeggiata, eccetera, eccetera. 0292947222. Pronto? Pronto, ciao Oi Marco. Ciao, grazie dell'ospitalità. Prego. Senti, riguardo alle chieste, chiaramente è un tema molto delicato, io dico la mia, onore alle grandi artiste, onore soprattutto a quei paesi che secondo me sono di gran lunga avanti a noi su certe tematiche. Io la penso esattamente come loro, penso di fare la stessa fine, sono dell'avviso che se una persona è cosciente e senziente ed è assecondata da altre persone può decidere. La cosa che mi fa un attimino in un eufemismo è sentire le rimostranze di chi denuncia la vita è sacra, magari sono gli stessi poi che ci volevano inoculare un siero sperimentale. Io da queste persone non prendo lezioni assolutamente. Mi spiace anche che Morelli abbia, giustamente, lui ha le sue idee, abbia dato la definizione anche del fatto ma signori miei, ma se uno non fa male agli altri, è scientemente cosciente e decide di farla finita senza dar fastidio a nessuno, ma perché cacchio non lo può fare? Perché cacchio non lo può fare? Poi chiudo. Un'altra cosa brevemente, poi ti manderò una bella mail di carattere politico, caro Semi. No, sul fatto anche stamattina sono saltato sulla sedia quando ho sentito la storia del consenso. Ma qui siamo all'estremizzazione della banalità, ma che io sappia, ma è ovvio, ma se una ragazza o una donna non ha consenso, ma per forza, ma non ho capito fin dove si può arrivare. Cioè tu praticamente sei con una persona, arrivi lì, dunque arriviamo qua, adesso la verità, e poi chiudo definitivamente, è che se tu noti
non ci sono più coppie. Tu se vai in giro, vedi solo fanciulle e ragazze da sole, a fiotti 10, 12, 20, nei bar solo loro. Coppie di persone normali, ce ne sono pochissime, ragazzi sui 20-30 anni assieme che si prendono la mano, non ce ne sono più, i maschi li hanno fatti diventare o ricchioni o maniaci. Ciao Sammy. Forte, eh? Allora, questo è l'effetto della rassegna stampa di Sammy Varin ed è un effetto bellissimo e sono contento di avervi fatto nascere tanti dubbi su tante notizie. È stupendo, è il motivo per cui mi suona la sveglia alle 5 del mattino e mi sveglio con un sorriso, perché so che vengo a parlare in un microfono potentissimo che risveglia tante coscienze o comunque che inserisce qualche dubbio nelle notizie che sembrano così facili da capire. Chiamate 029294 7222 o inviate un WhatsApp al 340 659. Attenzione, il consigliere di Mattarella è un consigliere e secondo voi è un consigliere parla solo per se stesso? Secondo Mattarella ascolta e pensa uguale al consigliere. La domanda bella, e qui io ci farei anche un titolo di un articolo, il consigliere avrà idee diverse dal consigliato? 029294 7222. Pronto? Sì, buongiorno, chiamo da Ciao. Michele. Ciao, buongiorno. Volevo dire, ma sul serio il Parlamento si lascia trascinare in leggi, in presupposti ipotetici di consenso a far l'amore? Cioè dovremmo inviare domanda alla segreteria prima di fare una scopata? Cioè, ma sul serio? Ma non abbiamo capito che è l'ennesimo tranello, perché se la destra, il governo si oppone, le sinistre saranno pronte a dichiarare il patriarcato, eccetera, eccetera. Se fa passare una legge del genere saremo alla follia e l'ennesimo attacco alla famiglia, perché lì vogliono arrivare. Cioè togliamo che se mettiamo che dovrà esserci un consenso di qualche forma scritto, cioè a sto punto campo largo agli LGBT, PQ, eccetera, eccetera, cioè siamo alla follia. Ma sul serio il governo Meloni si lascia trascinare su queste assurdità che inizialmente erano state la Boldrina, ricordiamoci che aveva accennato che voleva un consenso scritto prima di far l'amore, ecco. E poi riguardo a Mattarella, purtroppo il governo italiano non sarà, nessun Parlamento sarà mai libero, ricordiamoci da Scalfaro, Napolitano, Mattarella, nessun governo che vuole veramente cambiare le cose potrà mai far nulla finché non avremo un Presidente della Repubblica di centro o centrodestra. Questo è appurato, questo è assodato, ci saranno sempre 100.000 intralci, la magistratura e balle varie. Ecco, questo è quanto, questa è la mia considerazione. Vi ringrazio molto. Grazie. Effetto Varin quest'oggi e sulle vostre menti che Picciu ho traviato completamente. No, ci mancherebbe altro, però ve l'ho detto, mettiamo dei dubbi, degli interrogativi. Allora, consenso a far l'amore? Ci vorrà questa cosa? Non scherziamo, ma all'interno di un processo questa legge cambierà molto le cose, nel senso che se tu non riesci a dimostrare che la donna ti aveva dato un consenso, vuol dire che il consenso non c'era e quindi tu hai fatto una violenza. Serve per incastrare chi ha usato violenza e troppo spesso si basa su situazioni di sono passati ben 12 secondi e lei non mi aveva detto niente, non mi ha fermato, robe del genere ci si aggrappa. Chiamate 0292947222. Avete capito che in questo momento siete voi quelli che dite il vostro pensiero, siete voi gli editorialisti di Radio Libertà. Pronto? Ciao, buongiorno. Siamo in onda, mi ascolti? CQ? Negativa, non mi ascolta, ma ce n'è un'altra. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amato. Buongiorno. Siamo arrivati alla burocratizzazione dell'accoppiamento.
in pratica. È triste, però si sono messi d'accordo tutti, capito? Quindi c'è un motivo sicuramente, secondo me è proprio il motivo che ti dicevo, un motivo processuale, cioè che mette nei guai noi, nel senso che non sappiamo più come approcciarci a questo punto, ma dal punto di vista processuale sarà molto più facile incastrare quello che in qualche modo ha utilizzato violenza. Sì, ma come lo incastri? Cosa giriamo col modulo in tasca, per dirti? Li facciamo firmare prima di approcciare. Al di là di questo, la mia è una battuta. Allora, riguardo velocemente anche a Mattarella, la cosa dimostra che probabilmente, usiamo il termine probabilmente, o non sempre il Presidente della Repubblica è super partes, perché se ha dei consiglieri che sono allineati ad una forza politica, che poi tutto sommato è anche la sua, vuol dire che può darsi che in certe situazioni non super partes. Ultima riguardo ai ragazzi di oggi, i ragazzi che eravamo noi. E proprio, secondo me, siamo arrivati a quello che volevano ancora negli anni 90, l'atomismo della società. Un precedente ascoltatore parlava che ormai non si vedono più compagnie formate da maschi e femmine insieme, quelle che avevamo noi quando avevamo 15, 16, 17, 20 anni. Noi, ricordo bene, anche te, Sammy, come passavamo i nostri pomeriggi? Sui motorini, molto spesso truccati, a far casino con i motorini, a sgasare magari le ragazze che erano in giro. Okay? E questo è una cosa che noi ci sfogavamo così, andando in giro con i motorini, non certamente andando a prendere a pugni le persone per 50 euro, per 50.000 lire all'epoca. Lo facevamo proprio perché poi magari vedevamo dei gruppetti di ragazze per strada e li approcciavamo, facevamo proprio le compagnie. Questo non accade più da tempo, ma anche perché all'epoca era il modo per conoscere persone. Oggi invece per conoscere le persone utilizzano i social media, utilizzano i video e si fanno vedere e si è persa tra ragazzi, ma anche tra ragazze, secondo me, il senso adesso mi sfugge come il buon senso, ecco. Oggi o esageri o non sei nessuno. Una volta non era così. E secondo me anch'io avevo a suo tempo problemi di comunicazione con i genitori, perché del resto quando arrivi a 15 anni, secondo me, c'è sempre stata l'incomunicabilità tra le generazioni, perché si pensava, e lo pensano anche oggi, ma tu cosa vuoi sapere? Hai 40 anni, 50 anni, non capisci il mondo di oggi. Oggi è ancora più difficile perché noi alla fine dovevamo confrontarci con i nostri coetanei e in un certo senso con i nostri genitori. Oggi si chiudono in camera col cellulare, col computer e non parlano più. E si isolano ancora di più e si sfogano come? Alla fine, esagerando, perché è l'unico modo per farsi vedere. Ciao Stanley, grazie. Grazie per l'analisi, appunto, esagerando, e proprio per questo magari che c'è stata questa rivoluzione dal punto di vista culturale, legge contro la violenza sulle donne, inasprita, complicata ulteriormente, ma forse perché è troppa gente. Quando poi ci si incontra, appunto, si vuole fare, si ha un'ansia di prestazione, e che poi significa che la prestazione deve essere soltanto violenza, ma è difficile da dimostrare poi durante il processo, perché per violenza si possono intendere molte cose. Ne parliamo alle 11. Alle 11 avremo in diretta l'onorevole Simonetta Matone, che ci parlerà appunto di questa rivoluzione culturale sul tema violenza sessuale. Ancora le vostre voci, chiamate 0292 94 7222. Pronto? Buongiorno. Niente da fare, Sammy, sei come il vino, più invecchi e più migliori. È un complimento questo, è un complimento. Voglio dire a tutti i miscredenti che credono e criticano Salvini e il governo di valutare il peso dei sinistri e dei cosiddetti consiglieri che inconsciamente esprimono le loro aspirazioni come siamo conciati. La Meloni deve smettere di andare in giro, deve stare in Parlamento e rispondere alle minchiate di Conte, Schlein e company. Loredana, ci metto un po' anche di punti interrogativi, perché se sta lì a sentire tutte ste minchiate, ragazzi. 0292947222, liberi
la vostra, se la donna può revocare il consenso durante l'atto, è la fine dei farmaci contro l'eiaculazione precoce. Ennesima vittoria del governo contro Big Pharma. State facendo gli spiritosi? La legge vale anche per i ricchioni. Ermanno, vengo a cercare, ti mando a casa la Digos, eh? Senti che stanno bussando a casa, per favore. Pronto? Buongiorno. Ciao. Mi scusi se disturbo, sono Jabbar Abdul. Ma prego, Abdul, qual buon vento? Mi scusi, devo raccontarci adesso con me. Vai, ci mettiamo comodi, dai. Allora, praticamente io nel 2022, 23 di dicembre, stavo andando giù in Pakistan. Sì? All'aeroporto di Milano Malpensa mi hanno rubato il mio borsello che avevo dentro 9.000 euro di contanti, proprio all'area check-in. Mamma mia, dopo è partito proprio un casino davvero, veramente. E lì non mi fanno vedere le telecamere, è successo sotto area sorveglianza questa cosa qua. Io direi una vergogna, signor Salvini, ministro Salvini. Ho scritto anche a Striscia di Notizia, continuo a scrivere anche a Giornale di Brescia, anche a Orgoglio di Brescia. Dopo io ho preso un avvocato bresciano, per la privacy non lo dico il nome. Certo, hai fatto bene. Lui mi ha truffato 13.000 euro, mamma mia. Era meglio non prenderlo allora. E non sei riuscito... Non sono da solo che ho avuto questa truffa. Sono tante gente in ballo per questo avvocato che ha truffato. Adesso io ci ho anche altre spese legali. Io ho scelto la strada come rispetto le regole, ho scelto la giusta come dovevo fatto per le regole e tutto, però fino adesso passato quasi 2 anni ma non ho risolto niente. Ti ringrazio, non ti arrendere, ti posso dire questo, non ti arrendere, perché in questo caso, a parte andare in giro con tutti quei soldi, uno ci si chiede il motivo, e però certamente le telecamere te le devono far vedere, penso. In questi casi 0297222, entrate in onda con me. Pronto? Sì, pronto? Giorno. Ciao, sono Ornella, ciao. Ui. Da Lecco. Allora, io voglio dire la mia, anch'io. Allora, per quanto riguarda l'insicurezza, io ritengo che la responsabilità sia soprattutto della sinistra e di certi giudici che stoppano ogni decisione a riguardo. Per quanto riguarda il consigliere del Quirinale, io trovo gravissimo quello che ha detto. Consiglio, quando parla con gli amici, magari di parlare di sport. E questa sinistra che lo difende è veramente spregevole. Questo è il mio pensiero. Ciao. Grazie, ci viene in mente naturalmente, perché non parlare di cosa sto per dire? Non lo dico, ragazzi, oggi siamo dei traviati. A proposito di rapporti sessuali, quando sarà disponibile il modulo del consenso informato? Chiede questo. E conterrà anche la fermata a richiesta, come per il tram? State facendo gli spiritosi su un problema grave, ragazzi miei. È vero che siamo qua a distruggere la situazione per rimontarla, per far capire che la verità sta nel... Ma mi state traviando, signori. Tra poco me ne vado. L'ultima chiamata, pronto? Sì, ciao Sammy, Ciao. Pierre dalla Romagna. Oi. Allora, io ricordo che al di là dei motorini fumanti si usavano anche le biciclette per agganciare le ragazzine Sì. e si andava sulla canna, ma non in un tempo antichissimo, semplicemente nelle zone meno edificate, diciamo così, si usava quel metodo. Allora, io ti voglio lasciare una domanda, se puoi farla alla Mattoni. Vorrei sapere in quanti casi l'applicazione di queste nuove regole, no, avrebbe o potrebbe portare a un successo, e in quante sono le situazioni in cui invece di fronte a una vera violenza, la mancata applicazione di norme come queste non avrebbe portato, perché sta lì il problema. Perché io mi fido poco,
Cioè, tutte parole bla bla bla, poi quando sei davanti al giudice se ne inventano di ogni, perché poi gli italiani sono anche furbi e girano in un modo o nell'altro, quindi bisogna essere molto pratici, perché se no è solo un can che non serve a niente. Secondo, è gravissimo quello che ha fatto il consigliere del Presidente della Repubblica, sminuito, si fa finta di non sapere, eccetera, ma questo è nel loro DNA, c'è poco da fare. Questi vogliono fare come ha fatto Macron in Francia o come ha tentato di fare il partiti del CSU, CDU in Germania, tentando di mettere fuori gioco con regole e regolucce l'AfD. Il problema è molto serio, non è una cosa da sottovalutare e ha fatto bene la verità a dirlo, perché così gli italiani, almeno quelli che seguono, stanno un po' più attenti. Sulle pagliacciate televisive dove volimmoci bene poi è un altro discorso. Ciao, buongiorno. Grazie caro, sarà interessante leggere il prossimo sondaggio sulla fiducia nel Presidente della Repubblica. Bene, mi sono rovinato completamente, non so se tornerò in onda alle 11 di questa mattina dopo quello che ho detto e avete detto voi. Grazie per il gentile ascolto, addio. Avete